Oggi niente di vasto fisico, oggi ti portiamo a visitare un pochino le colline del Prosecco, che sono patrimonio UNESCO, e ti porteremo a vedere un po' di trincee e un piccolo giretto, diciamo, in riva al fiume Piave. Siamo io, Singano, e il vicentino del mio amico Thomas, il quale ha preso tutto. Sì. Ti ha acciotto anche il Capaway, Sì. il gatto, Sì. e Xavi, a Boraccia, Sì. tutto quanto, ok. Sì. Via dentro, ora, mamma mia! La 7:48 come la mia. Ciao bello, ciao, ciao bello, ciao. Aspetta che lo saluto ora, dai. Caro, te sei un bel can? Ah, te sei un bel can? Sì, lo so, non te fa niente, sì, sta dando tutti i segnali calmanti, perché giustamente te sta avvicinando di corsa e niente si è detto, oh, ti, pigo io, Invece no, adesso ci sta traducendo nel cagnesco, no, guarda che sono tranquillo, voglio solo che do qui, va bene, fermo do qui. Ecco qua, e anche che altri cani vi piace qua, perché mi carezzo sempre in testa, ma è sbagliato a carezzare in testa, soprattutto i cani stranieri, quelli che non si conosce. Dica, bisogna carezzarli di lato qua. Questo è un buon punto che piace a tanti, non a tutti, ma a tanti. Come parte esce la sua canzone dei venditi, quello di bomba e non bomba, chi parte in do e da piccata gente per strada che si attacca. Allora qua abbiamo già il can, ciao! No, è ancora qua. Vista, se sì, ho capito, sì che è zona tua, sì. Qua che segna, continuo a dire, ho capito, ma non mi porto a casa, porca miseria. Dio, aspetta che non pincio sotto, che le anga simpatico, Dio, che tipo di... guarda che dopo è lunga a tornare a casa. Allora, vabbè, ciao Thomas, mi pare abbastanza sveglio, però non vorrei sentirmi in colpa che dopo si allontana da casa, cioè che... Secondo me c'è casa sua qua, Sì, ma guarda che... tutti i vigneti qua, secondo me del suo parò. Ho capito, ma... Perché vedi che li conosce bene. Sì, ma sa fa tanta strada, non è che sopportiamo per tutto il giro. Ma no, guarda, 3, 2, 1, op, via. Anche il can, a son di nominarlo, in te me bestemmia, sa materializzare, robe amanti. Fufi! Oh, Poldo, come vedete ciami? No, non vorrei sembrare scortese, però io veramente ho paura che andiamo, non so, in strada, che poi usciamo agli sterrati e abbiamo sto qua che ci segue in mezzo alle macchine e poi non sa trovare la strada di casa. Boh, adesso non so, casomai se ci avviciniamo a tipo al traffico, vedo nel collare se c'è un numero, ciamo, vedi, ascolta, cosa faccio? Magari se so parò, adesso lo carica subito, caro, speriamo. Passa sempre. Ah, buon posto. Siccome l'abbiamo preso dove sei vigneti e abbiamo paura che ne vedi. Buon, posto. Grazie. Ah. Sì, arriviamo, sì, aspetta che ne aspetta le ladri. Ne aspetta, ti muovi tu. È che ti da 4 sate, mica no due, anche a spompare da ieri. Pazzesco. Abbiamo trovato il padrone perché c'è il numero, ci ha detto di dirgli casa, indicando casa, e lui va, gli abbiamo fatto e adesso sta andando. Casa, dai, casa! Pazzesco, incredibile. Che storia! Sì, le da casa, sul serio? Noi altri ne via che tanto non ne vede. Ok, quindi... grazie intanto, ciao. Ciao. Saluti. No, ringrazio signora, gentilissima. Sì, come avessimo accettato. Buona giornata, salve. Tappa numero 1, punto panoramico, insomma, tra virgolette, dimmi che fa schifo, dai. Dopo che sei panorami, ma dimmi che fa schifo. Sul parco del Piave, vedi che questo parco naturalistico che noi poi in parte percorreremo. In questi giorni c'è stata, guarda che ti zoomo, una tromba d'aria, ha buttato giù tutti gli alberi in questa zona, cioè tutti, una parte di alberi, insomma, che ha fatto un fiade maiani. L'immancabile Spazzering, che fora so sopra i vigneti. Buongiorno. Oggi no, ma? Cosa? Ah sì, è un po' sì. Ieri si zappava, piova, sì. Aspetta, facciamo vedere a casa, esatto, il wine shop dell'azienda agricola Valdocca, quello di Prosecchi. Bellissimo, è originale anche, un autobus inglese a 2 piani d'epoca, ancora col cartello Dunstable Square. Bellissimo.
bellissimo. E io tieni là, pausa caffè, osteria da coca, il parbeodio. Qui non era l'ora del caffè. Guarda, altri gli spiedini si sono fatti ieri. Gli spiedini, guarda che roba, 1,5 metri di spiedini. Guarda che strano sto campanile. Dentro, di qua. E dopo aspetta, di qua, a destra, ok, sì, di qua. Sempre, credo, di qua. Sì. Guarda che si anche sente, adesso mezzapo anche carne. Faccio adesso se non mezzapo carne, dentro. No, sei in accesa. Forse se non capisco. Buongiorno! Sto qua sta a smentegare un BMW. Ricordo ai tu nuovi che tutte le nostre esplorazioni, questi giretti turistici, queste avventure che facciamo con la bici sono sempre segnati dettagliatamente, o meglio c'è la traccia sull'app Komoot, c'è anche il sito. Tu vai KOMOOT, cerchi le puntine del mondo, segui e lì hai tutti i percorsi, perché se ti piacciono i giri che abbiamo fatto, oppure se qualche punto di interesse, non tanto il giro ma proprio solo qualche punto di interesse che ti piace, li sono segnati tutti, ok? Quindi li raggiungi tramite il telefonino, tramite il navigatore, hai capito? Altrimenti ovviamente, questo è il senso di questo canale, c'è il sito lepuntinedelmondo.it dove ci sono alcuni, ovviamente per motivi di tempo non riesco a metterli tutti, ma alcuni posti visitati con tutti i dettagli, i link Google Maps per ogni specifico punto. Dovrebbe esserci una galleria, dove cavolo è? Qua non lo vedo, sarà qua sotto non vedo niente. Ah, guarda una trincea, forse qua no, nemmeno mancava altri fiori. Dove sei qua galleria? Qui si scondeva bene, qua solo dove sono io è segnata, qua non vedo niente. Guarda che spettacoli dei posti che te portiamo. Tra parentesi adesso, tra parentesi, patrimonio UNESCO, le colline del Prosecco. Ascolta ragazzo, quello lì l'abbiamo riconosciuto, vedi quella specie di trombetta strana, quello è un cannone sparagrandine, cioè non è che ti spara la grandine, ma dovrebbe sparare tipo del sale o non so cosa, in modo tale da evitare la grandine, no? Quindi per proteggere i vigneti. Non chiedermi come funziona, però sappi che è un cannone sparagrandine, no Thomas? Antigrandine. Qua che tu scrivi cannone grandine su Google e cerchi. Wow, io credo che non ho mai visto, non mi sono mai goduto Valdobbiadene così come l'ho vista e goduta con l'e-bike. Ti si aprono mondi, veramente. De beverme a bottiglia di acqua qua. Guarda che robe. Che misteri. Ciao fioi. Con tutti i vigneti che ho visto mi sono imbriagato solo che a veda e vide. Guarda che misteri. Madonna. Che storie. Queste baitine da ombre, guarda. Wow, anche lavori. È ultra ripidissima, a stare attenti, se no andiamo avanti dritti. Sì, guarda che è una traccia fantastica ragazzo. L'ho modificata più volte in corsa, ogni tanto sbaglio anche traccia, ma me lo puoi perdonare, quindi se nel percorso vedi che vai avanti per un pezzo e torni indietro, domandati il perché. Esatto, ste specie di zig zag fuori dal percorso. Guarda il falco che sta girando, lo vedi? Forse la GoPro lontana, aiuto, guarda a destra, no, è bellissimo. Ci sono punti talmente ripidi che c'è la bussola del telefono, il navigatore che si gira in certi tornanti. Ripidità assurde. Minchia. Come chiude? Ennesima deviazione. Maremma impestata. Qua a destra. Che robe che hai.
Tazzi che siamo in Veneto, perché se eravamo in Lombardia questo era un panorama mozzafiato e quindi andavo via con l'asma, Dio caro. Tazzi, va che qua respiro bene, senti che roba. Ah, senti come che respiro senza problemi. Guarda che roba. Mamma mia, che panorami, che panorami, che panorami. Abbiamo trovato il parone che ti può servire anche a te come informazione dei campi qua, che giustamente, insomma, cioè giustamente tra virgolette, se comunque è proprietà privata. Dopo lui è una persona matura, capisce che uno non è che può privatizzare il mondo, quindi ha detto passate pure, cioè volentieri passate, attenti a non farvi male. Questo perché? Perché non fanno passare le bici di solito nelle proprietà private? Perché purtroppo siamo in Italia, quindi se tu sei mona, che fai il mona, tipo noi ieri, e ti fai male, che cadi all'interno di una proprietà privata, tipo qua, si è segnato come proprietà privata e vai in rogna del proprietario, hai capito? Per quello tanti non ti fanno entrare. Quindi ricordatevi tutti che è una buona abitudine da tenere, che quando si è nelle proprietà private non si deve rischiare la propria vita. Al di fuori sì. Che paradiso, ragazzo! Ciucciati la traccia, vai a scaricarti la traccia, è bellissima! Bellissima, 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 bellissima. Boia, sei salite assurde. Cioè, devi stare attento a non accelerare troppo perché veramente ti impegni e cadi indietro, rotoli giù. Guarda che chiesetta che stiamo andando a vedere mentre io penso al mio rotolamento. Questa è la chiesa del Colle di San Martino. Se vuoi vedertela su Google Maps o vuoi arrivarci anche tu in qualche modo, guarda che spettacolo. Te la faccio vedere anche un po' dentro. Vieni con me. Ai 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 ai. Piccinina. E tu? Dentro è molto semplice. Ti ga incarta il DJ set del prete. Che forte. E se tutto è sempre molto, guarda c'è la croce dei Templari nella colonna, è sempre molto scarne come chiese quei trevigiane. Pausa acqua, cioè pensati Thomas, Dio il coisa, se metti a terra del prosecco e metti qua levissimo, che anche ha peso acqua. Tipo. No, amico i sali minerali dentro, acqua e sali minerali, mica l'acqua panna. È come etilico ora. Beh dai, non la accompagni Suni. Buon giro! Guarda che fidarsi è bello e non fidarsi è meglio. Difatti, un altro fiato portavo dentro in chiesa. Ai 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 ai. Op, op e op. Eccola. Tutto sto spazio qua non fa più super scaini. Allora magari se vuoi si facesse in retromarcia. Tira su la leva. La leva lì. La prima frenata. Mola. Se diventi così, dobbiamo che Monica mi mette via e ricovero, fammi una carità, Dio cavolo. Cosa fa adesso? Ora messe ridotte, cosa ho fatto? Mi avrà via 4x4. Occhio. Se stava a filmare però. No, a fine Dio che mi sono pensato dopo, perché non mi aspettavo Dio che e neanche la bestemmia che il tirava. Io mi guardavo accesa e tirato porchi Dio. Ai 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 ai, poi vecchi. Ai 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 ai. Questo è da arrivare a metà, perciò. Ah, beh, ma anche sbattuto con il carto sul muro, ancora i sintomi. Buongiorno. Buongiorno. Non so, certo che adesso c'è tutti i guadi, i ruscelli, le cose fighe e niente, mi si è spenta la GoPro perché l'avevo lasciata accesa, adesso è in carica. Vabbè, comunque, ripeto, Fioi, è un tracciato e un posto veramente stupendo. È una Val d'Obbiadene che non conoscevo, seppur l'abbia fatta tipo un'ottantina di volte, però vedi, a volte dipende, devi cercare
perché certi posti probabilmente non è che sono così disponibili a tutti. Disponibili a tutti c'è il centro di Valdobbiadene, l'osteria senza oste, Pianezza e punto, basta. Te che hai visto Valdobbiadene? No, c'è molto altro, infinitamente altro. Ecco qua, facciamo la nostra solita sostina all'osteria senza oste, ovviamente. Appena possibile fai una inversione U. Sì, dopo faccio un'inversione U. Come sempre le robe più belle non sono state riprese perché la GoPro era spenta, le robe più belle si intende a parte i guadi eccetera, i cani che ti corrono dietro, quei grossi cattivi, io che bestemmio come un dannato dietro i cani, piccole novità. Adesso l'osteria senza oste a Galoste, pensa quanto vecchio che sono. Questa una volta era la stalla dove c'era la mucca col vitello, dopo arriva a Finanza, mi pare quasi che vecchie canzoni dei cantautori italiani, che portava via sia vacca che il vitello, si portava via anche il cane e il maiale, poi li salutava e diceva addio vacca, addio vitello, addio cane, addio maiale. Tu si era messa finta, vedi tu? Mamma mia quanta attività fisica che io sono qui a Thomas, io andi via, bravi. Vero, guarda cosa mi ha fatto notare Thomas, aspetta che il quadro, che è una roba tipica, guarda in parte della chiesa c'è un altro cannone antigrandine, lo vedi, ce l'hai al centro. Ne abbiamo visti parecchi, che vuol dire 3, però se piede uno, quindi sei parecchi. Boh, vi salutiamo dalla sempre splendida Valdobbiadene e ci vediamo alla prossima minchiata. Aspetta! E alla domanda, Singa non me lo consigli? Cioè, devo risponderti, cioè lascia stare adesso che ci siamo fermati un attimo, ma tutto quello che hai visto oggi, devo risponderti, sì, voto 10. Sempre senza protezioni, con le coste rotte, ma sì, vai. Prendi la prossima svolta a sinistra. Non voglio cadere, ho già dato qui un kart, caro il fufo. Arriviamo piano, vai tranquilla. No, non abbiamo paura. Ciao. Ciao. Dopo tua mugliere, fammi dire. Ah sì, ma dica Thomas, per concludere in bellezza questa giornata, tu metta il pranzo davanti alla stazione Corriere. Sì, bello. Ma fa morire perché c'era un cucciolo di cane dentro l'Arcaplanet che abbaiava e faceva il disastro, no? E a casera giustamente ha dato il premio, ha dato il biscottino, no? Prendiamo. Amore bello, dica, ne casca un fiale assetto da Drio, vero Emi? Però, dica, siamo sempre massicci. La massa, dico, sei cani massicci. Dio latte, ti te ridi, ma te capita niente tutti a ti seto. Sono qua che so di fare un riposino e guarda chi che si avvicina a me. Attento, Ti perdonare. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me.